Tanta paura per un pareggio in extremis, sarebbe stata una punizione oltre misura. Diciamo, io mi ritengo abbastanza soddisfatta della gara. Non dimentichiamo che anche gli avversari è una squadra comunque forte, quindi nel rispetto anche sempre degli avversari io devo dire che sono contenta del risultato che abbiamo portato a casa oggi. Soddisfatta della presenza del pubblico? Soddisfattissima molto, sono contenta che una parte dei tifosi hanno potuto vedere la loro squadra, è stata anche un'emozione per me che non l'avevo mai visto. Anche la diretta streaming ha avuto un grandissimo successo, Sì, circa 800 persone collegate, sono contenta. anche da San Cataldo. Sono contenta di questo. C'era voglia di calcio, c'è voglia di partecipazione da parte della gente, insomma si è vista, ecco, si è visto l'affetto, si è percepito il calore della gente. Ma certo, come dicevo dal primo giorno, faccio un passo alla volta per arrivare in cima alla scala, insomma. Sono contenta veramente del fatto che c'è questa unione anche tra la squadra, tra i ragazzi, nella dirigenza e veramente si sta formando un gruppo dove posso dire di essere soddisfatta. A fine partita ha ricevuto un applauso dalla tribuna mentre Sì. stava entrando negli spogliatoi. Sì, è stato un piacere e ringrazio le persone che hanno fatto i tifosi, per me è veramente sempre un piacere essere qua. Si sente più agrigentina? Diciamo di sì, sempre di più, infatti ogni volta faccio biglietto di andata e il ritorno lo faccio sempre dopo. Il pareggio sortito